20 milioni assegnati al borgo termale di Recoaro nell'ambito del PNRR, 10 per il compendio in sé e 10 per la città. Ieri a Palazzo Balbi siglato l'accordo tra Regione e Comune finalizzato alla valorizzazione del compendio termale per innescare la ripartenza in tutta la vallata. Questa opportunità del PNRR che ci dà 20 milioni per un borgo, noi abbiamo voluto destinarli direttamente a Recoaro e qui con una delibera regionale, e questo ci permette di rilanciare con 10 milioni il complesso termale di Recoaro, con altri 10 il borgo di Recoaro, e da lì partiranno tutta una serie di iniziative. Restaurato il complesso termale, la nostra visione è quella di una gestione pubblico-privata, magari anche con una possibilità di stabilire che per alcune patologie ci sia possibilità di cura, penso la psoriasi, malattie della pelle agganciate al tema termale, e questo ci permetterebbe di vedere veramente un nuovo rilancio e rinascimento della zona. Dopo gli anni '80 la fase calante del comparto, ora l'impegno per il rilancio, un protocollo con cui si dà il là alla ripartenza nell'attesa di investimenti da parte di privati per una realtà, quella recoarese, che offre diverse opportunità sotto il profilo turistico. Pensi che noi avevamo 70 alberghi a Recoaro Terme, oggi sono in 4. E tutti gli alberghi che ci sono in vendita, sono in regalo, non in vendita. Voglio dire, io mi auguro che ci sia appunto qualche investitore che colga questa opportunità.